20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3, come sempre la nostra trasmissione di approfondimento ogni giorno dal lunedì al sabato, e come avevamo anticipato abbiamo scelto un titolo questa sera legato all'anagrafe dei migranti, perché è una polemica che torna a farsi sentire con veemenza nelle ultime ore, soprattutto da quando ieri abbiamo raccontato l'ultimo caso insieme al sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, che è qui con noi questa sera. Buonasera, ben trovata. Buonasera. Adesso rispiegheremo un po' che cosa è successo. Con lei c'è l'avvocato Lara Corte. Buonasera, ben trovata anche lei. Buonasera. E anche per spiegarci un po' più nel dettaglio poi che cosa significa. Forse ricorderete, insomma ne abbiamo parlato più volte anche nei mesi scorsi, si sperava di arrivare a una soluzione col decreto Minniti, invece? E invece la situazione è peggiorata. In che modo? Cosa intende? Allora, il decreto sembrava un passo avanti nella direzione di esprimere una volontà di gestire questo fenomeno in modo un po' più coerente, soprattutto rispettare il fenomeno per quello che è, perché la richiesta che avevamo fatto nella prima lettera che avevo mandato allora al ministro Alfano, chiedevo che si riconoscesse il fenomeno per quello che è e quindi non si pretendesse di gestire il fenomeno con la legge dei richiedenti asilo, perché la legge dei richiedenti asilo, pur essendo una legge civilissima e basata su principi molto importanti e molto civili, è nata per gestire un fenomeno completamente diverso dall'attuale fenomeno. L'attuale fenomeno è una migrazione, nel suo complesso una migrazione economica di dimensioni colossali, e quindi non può essere gestita con la legge che era stata fatta per i richiedenti asilo, che aveva delle proporzioni dei numeri completamente diversi. Allora questa era la richiesta, bisogna modificare questa legge, e quando è uscito il decreto Minniti era sembrato che infatti questa volontà ci fosse, perché il decreto Minniti poneva delle risorse per incrementare la struttura regionale, la struttura territoriale, quella che compie l'indagine per arrivare al riconoscimento dello status di rifugiato o meno, e quindi veniva potenziata quella struttura. Poi addirittura in un secondo momento veniva ridotto anche un grado di giudizio, per cui veniva accorciato anche il periodo diciamo del contenzioso, e quindi sembrava un'ottima cosa. In più venivano messi anche dei fondi per costruire nuovi centri di espulsione e anche dei fondi per le espulsioni, quindi sembrava proprio che la volontà fosse quella di gestire le cose per il meglio, anche se mancava comunque una volontà di fermare e rallentare il flusso, cioè di gestire il numero, perché io quello che ho sempre contestato è la mancanza di volontà di gestire il flusso, perché finché si parla di quote si può fare dei progetti di qualsiasi tipo, ma non si può fare nessun progetto senza numeri. Quindi quello che ho sempre detto, se non mettiamo un tetto, lei dice, no? Un tetto numero, chiaro. Possiamo litigare sul numero, grande o piccolo, ma un numero lo dobbiamo porre a base di un progetto, certo. Altrimenti se teniamo il rubinetto aperto all'infinito non abbiamo che l'alluvione. Per spiegare in maniera più semplice anche a chi, perché voi avete tutta la competenza tecnica, è ovvio, ma chi vi segue non è detto che conosca che cosa succede. Arriva il migrante sul suo territorio, lei deve comunque rilasciare la carta d'identità? No. Ad ora in poi. Finora praticamente noi non avevamo nessun rapporto, perché il migrante che sbarca a Pozzallo o da qualche parte viene portato, allora la prima cosa, dichiarano un nome delle generalità, gli si domanda se vogliono fare la domanda di asilo o di protezione internazionale, e se la risposta è sì, allora vengono smistati le prefetture capo delle varie regioni, quindi arrivano a Venezia, e immediatamente da Venezia vengono poi smistate le prefetture da Treviso, e poi da Treviso li mandano nei vari centri, per esempio a Oderzo, alla ex caserma Zanusso, e quando arrivano lì noi non sappiamo niente, poi da lì loro cominciano a essere portati in prefettura, dove fanno la richiesta ufficiale per ottenere il permesso di soggiorno come richiedenti asilo, e poi parte l'iter, che alla fine dell'iter si saprà se questi hanno o non hanno il diritto di rimanere, quindi se vengono riconosciuti profughi oppure clandestini. Quando si inserisce il nodo della famosa carta d'identità dell'anagrafe per i comuni? Si inserisce, almeno questo dicevano le linee guida che il governo aveva consegnato a tutte le amministrazioni,
si inseriva nel momento in cui, quantomeno, il richiedente asilo fosse stato presente nel centro di accoglienza per almeno 3 mesi. In realtà la questione è abbastanza complessa, perché il requisito della permanenza e quindi della stabilità della dimora che era espressamente prevista dalla legge, non è il requisito unico e sufficiente da solo per consentire l'iscrizione anagrafica. I requisiti sono altri e sono anche richiesti altri documenti, e questo a parità di trattamento viene detto, ma non c'era una parità di trattamento e non c'è, riteniamo, una parità di trattamento, perché se lei domani decide di trasferire la sua residenza a Milano, lei non potrà ottenerla se non produce un documento valido che comprovi la sua identità e anche lo stato di famiglia, ad esempio. Invece era imposto dalle linee guida prima e ora espressamente dal decreto Minniti convertito che ciò sia diventato un obbligo. È sufficiente la dichiarazione che loro fanno, quindi l'identità che loro dichiarano di avere, che non può essere riscontrata. In nessun modo, naturalmente, in nessun modo, ma questo francamente anche in un secondo momento, ma quantomeno dovrebbe essere riscontrato che hanno diritto alla protezione. Cioè lei dice basta questa dichiarazione per ottenere il documento d'identità? No, serve la dichiarazione e poi serve anche la permanenza per almeno 3 mesi all'interno, la stabile dimora che prevede il codice civile per tutti noi. È necessario avere una stabile dimora. Questo abbiamo sempre sostenuto, non era consentire o imporre l'iscrizione all'anagrafe a parità di condizioni del cittadino italiano, del cittadino europeo. Non era così. Era un voler iscrivere all'anagrafe in condizioni di miglior favore e non era previsto da nessuna norma. Quindi se sta, diciamo, almeno 3 mesi alla ex Zanusso, giusto? Dico bene, cioè se sta lì 3 mesi e produce questo documento con la sua autocertificazione di fatto di identità, ottiene un documento di cui può ottenere l'iscrizione anagrafica, alla quale consegue poi... Cosa succede a quel punto? Perché poi infatti vorrei sentire anche dal sindaco. Consegue poi la possibilità naturalmente di ottenere l'iscrizione, la carta d'identità, carta d'identità che peraltro non è come in passato che era legata tra l'altro alla validità del permesso di soggiorno, perché quella parte, quella norma è stata abolita. Ora la carta d'identità è una carta d'identità di durata decennale, come tutte le carte d'identità, con l'unica particolarità di non essere valida per l'espatrio, ma possono circolare su tutto il territorio. Ma questo, se scappano da un centro, la carta d'identità non è come la patente digitale o come altri documenti in altri paesi europei che è tracciata. La nostra carta d'identità fermati, uno che scappa da un rifugiato, un richiedente asilo che scappa dal CAS di Oderzo e viene fermato a Parma, ha una carta d'identità valida, ma non possono capire le autorità. Oderzo però no, immagino, quindi si sa che da lì arriva. Per carità, no? Però... però può circolare. Però può circolare, certo, può circolare. Questo senz'altro. E a quel punto cosa implica per un'amministrazione tutto ciò? Oltre alla carta d'identità c'è l'accesso ai servizi sociali, un iscritto all'anagrafe comunale ha l'accesso ai servizi sociali. Adesso in questo primo periodo io farò un regolamento per il quale non potranno accedere ai servizi sociali perché sono mantenuti, quindi io dico come lo calcoliamo un ISE? Per loro non è calcolabile. Cioè lei cercherà quindi, no, il regolamento escludo l'accesso ai servizi sociali perché ritengo che la loro situazione economica adesso sia già agevolata rispetto ad altri. Sì, certo. Quindi lei introdurrà questo articolo nel regolamento. Sì, perché adesso loro sono mantenuti, non altrettanto moltissimi altri opitergini, e quindi l'accesso
per adesso, finché rientrano nel piano economico di copertura per richiedenti asilo, non avranno accesso ai servizi sociali di Oderzo di sicuro. Cioè il regolamento lo facciamo, poi se ce lo impugneranno non lo so, certo, però, no? perché siccome ripeto, un ISEE non è calcolabile, quindi sulla base ritengo che siano già mantenuti, quindi abbiano già... È già capitato un caso? No, richieste ufficiali no ancora. Ufficiali no, richieste ufficiali non ce l'hanno ancora fatte perché la legge è recentissima, la conversione, l'introduzione dell'obbligo. In precedenza c'erano state delle richieste, ma poi noi avevamo stoppato la cosa proprio perché la legge non era chiara e poi l'associazione dei comuni e anche Treviso, che pur già aveva rilasciato delle carte, si sono fermati qui tutti. La polemica a Treviso insomma si è sentita molto. Sì, ma si sono fermati tutti perché evidentemente quello che dicevamo era giusto, tant'è vero che il fatto che ci sia stata la necessità adesso di inserire questo obbligo per legge vuol dire che prima non c'era, quindi le insistenze che venivano fatte su di me e su altri sindaci erano ingiustificate perché in quel momento la legge non c'era. E quello che stupisce e fa arrabbiare è la domanda: perché? Che motivo c'è? Qual è il motivo per il quale bisogna fare questa iscrizione all'anagrafe? Proprio adesso che questo decreto Minniti ci dice che è stato ridotto il tempo di permanenza in situazione di incertezza, in situazione provvisoria. Se abbiamo messo un sacco di finanziamenti per far sì che questo periodo di permanenza come richiedente asilo duri di meno, adesso non durerà più 1 anno, 2 anni come prima, ma visto che ci abbiamo messo un sacco di soldi, lo abbiamo fatto perché questo periodo si riduca a 6 mesi. Allora, se questo periodo si ridurrà a 6 mesi, che motivo c'è, che bisogno c'è in questi 6 mesi di rilasciare la carta d'identità e l'iscrizione all'anagrafe? Che spiegazione si è data lei, avvocato? Che forse non staranno nel nostro territorio per così poco, anche perché i segnali stessi della legge di conversione non fanno ben sperare in questo senso, perché... Allora, intanto vorrei sottolineare che il decreto legge non prevedeva l'obbligo di iscrizione anagrafica ed è comparso nella legge di conversione, passato quasi sotto silenzio. Non ne ha parlato quasi nessuno. Esatto. Prima cosa. La seconda cosa, se andiamo a guardare nel decreto legge, le somme che sono state stanziate non solo per la costruzione dei nuovi centri, adesso i centri di identificazione e espulsione hanno cambiato nome, li hanno chiamati centri di permanenza e di rimpatrio, ma a parte quella somma stanziata per costruirli, sono stati stanziati per il 2017, per il 2018 e per il 2019 delle somme per la gestione. Per il 2017 sono circa 3.400.000 euro. Vabbè, sono quadruplicate per il 2018 e invece sono pari a 8 volte quelle del 2017, la somma prevista per il 2017, quella del 2019. Questo significa che non c'è la speranza che... Del rimpatrio. Esatto, del rimpatrio, o comunque se anche avessero la speranza del rimpatrio, la previsione è che continuino a entrare nel territorio e aver bisogno di questa accoglienza. Cioè 24 milioni di euro per i CPR nel 2019? 18 milioni di euro. 18 milioni. 18 per i CPR milioni a livello nazionale? Sì, poi... Beh, è una cifra ridicola tra l'altro poi, no? Perché sarà pochissimo di sicuro rispetto a quello che già sono le esigenze o saranno sì, le esigenze. Ma poi ci sono anche altri fondi che vanno a finanziare le gestioni, anche perché poi hanno cambiato il nome ai centri di identificazione e espulsione perché ormai avevano rovinato l'immagine, perché diciamo che le cronache avevano portato in qualche modo all'evidenza di tutti quello che accadeva e la malagestione. Mi manca solo un dato, cioè lo puoi anche per spiegare, quindi carta d'identità già a chi è ancora in attesa del riconoscimento pieno o solo nel momento in cui questo è il punto. Già chi è ancora in attesa e questa quindi bastano 3 mesi e quel documento di autocertificazione, chiamiamolo così. Questo è il non senso. Il non senso, dice il sindaco di Oderzo. Tra poco.
20:10, torniamo in diretta con l'anagrafe dei migranti e il caos, dunque raccontato ieri per la prima volta dal sindaco di Oderzo Maria Scardellato. Ve lo ripetiamo ancora una volta: di fatto bastano 3 mesi di permanenza sul posto in cui si trova il migrante e quella sua autocertificazione, perché così la possiamo definire, di identità, per ottenere la carta d'identità, ancora senza sapere, nell'attesa di essere certi che sia quindi pienamente riconosciuto nel limite dello status di rifugiato. Quindi il giorno dopo cosa succede? Torno sempre lì, anche per capire. Lei si ricorda che cifre di persone in questo momento abbiano richiesta ai servizi sociali nel suo comune? Quante persone abbiano attinto? No, persone ubergini? No, il numero nell'ordine, no. Però di comunque qualche centinaio? Non dico se non so, perché non mi piace dire no, cose perché all'improvviso lei potrebbe inesatte. avere 380 persone? Quante sì, sono? Certo. Sì, sicuramente D'Annunzio, mi pare, no? se dovessero avere accesso, non tanto adesso, il problema, come dico adesso, fino a che non me lo impongono, io non consentirò l'accesso ai servizi sociali, perché dico queste persone sono già mantenute. Ma tra un po' di tempo, quando arriveremo alla fine del percorso dell'iter, allora ci sarà una percentuale elevatissima, sappiamo già che sarà l'80%, che non otterrà il riconoscimento dello status di rifugiato. Allora queste persone saranno dichiarate clandestine e quindi dovrebbero essere rimpatriate. Per di più, se hanno attinto ai servizi sociali dovrebbero restituirvi no, non so, penso. Vabbè, certo, no, chiaro. Ma a quel punto quelle persone clandestine che però quindi vengono buttate fuori dal centro, non vengono rimpatriate. In teoria loro attualmente ci dicono: ah no, ma perdono tutti i diritti. Ho capito, ma sono lì nel territorio e noi, siccome animali non siamo, cosa facciamo di queste persone? Che comunque si rivolgeranno a noi, perché non vedo qual è l'alternativa. Allora, se lo Stato non le mantiene più, vengono ovviamente le cooperative, meno che meno, vengono buttate fuori dai centri, non vengono rimpatriati, perché le difficoltà non sono solo economiche, ma sono anche strumentali, cioè proprio manca lo strumento per poterli rimpatriare, perché spesso succede che lo Stato di provenienza non li riconosce come propri e quindi non si possono rimandare nello Stato dal quale lui è dichiarato di provenire, perché lo Stato di provenienza dice non lo riconosce come proprio. E questa ed altre difficoltà, diciamo difficoltà giuridiche e quindi non solo economiche. Quindi allora, se non si potrà rimpatriare, questa gente ci rimane nel territorio, noi che cosa ne facciamo? Senta, possiamo girarci? Mi viene una curiosità mentre ascoltavo il sindaco, tra l'altro, quindi lei ha già un'idea molto chiara su quello che vuole fare da domani, oltre ad aver scritto appunto al ministro Minniti, no? Questa lettera di cui abbiamo raccontato nei telegiornali. Va bene questa sua versione, cioè l'idea di inserire nel regolamento il divieto, diciamo, di poter dare... La stiamo valutando, ma l'idea è che vorremmo... Cioè vietare il fatto che possano attingere i servizi sociali queste persone? Sì, perché in realtà, come diceva il sindaco... Fino a che non hanno lo status, hanno già, esatto. Perché adesso entrano in un piano economico, cioè adesso sono già mantenuti dallo Stato, la cooperativa deve provvedere a loro in tutto e per tutto, quindi non c'è nessun motivo che io debba dare un ulteriore supporto, fino a che non arrivano al riconoscimento dello status. A quel punto lo Stato li abbandona, la cooperativa li abbandona e questi dovrebbero essere rimpatriati. Ma se non vengono, come attualmente, tutti quelli che non hanno riconosciuto, non hanno visto riconoscere lo status, non sono mica stati rimpatriati, sono fantasmi che girano in giro per l'Italia, per l'Europa, e cosa possono fare? Se lavorare non possono, cosa devono fare? Saranno a delinquere. Allora però stavolta gli abbiamo dato la carta d'identità, quindi gli abbiamo fatto una semisanatoria, forse potranno lavorare anche i clandestini, ma allora diciamolo. Allora diciamolo che è una sanatoria. Perché gli diamo questa carta d'identità a questi? Adesso? Secondo lei è una sanatoria? No, non lo so, ma è già un primo passo per una sanatoria, perché se poi sta gente non verrà rimpatriata, allora non mettiamo il freno al numero di ingresso e li lasciamo venire all'infinito, non li espelliamo e gli diamo la carta d'identità. Ma che senso ha? Allora, l'intenzione cos'è quella? Lei parla di quell'80% che citava prima, che vedrà non riconosciuto lo status. Poi invece quel 20%? Quelli ancora peggio, poverini, perché questi che invece hanno il diritto di essere aiutati perché provengono realmente dalle guerre, a quel punto non verranno abbandonati. Quindi quelli sì posso consentire che vengano iscritti all'anagrafe ai servizi sociali, perché se vero è che scappano da una guerra è giusto che vengano aiutati dallo Stato e dai comuni e da tutti i cittadini italiani, perché questi sì sono delle persone che scappano da guerre, che
tutto il diritto e tutte le persone civili devono aiutarle. Invece perché sono le porte. Aprendo le porte a tutti e fingendo questa sceneggiata, oltretutto intasano i canali umanitari per chi realmente ne ha bisogno, sottraggono le risorse a chi realmente ne ha bisogno e diritto, perché tutto quello che stiamo spendendo per persone che non ne hanno diritto potrebbe invece essere molto più proficuamente impegnato per aiutare quelli che realmente ne hanno bisogno. Provi a immaginare cosa si sarebbe potuto fare di aiuti in terra africana con tutti i soldi che sono spesi qua. E per fare cosa? Perché poi la maggior parte di queste persone non ha trovato vita migliore, perché finisce nella malavita, perché sono in pochi quelli che realmente riescono a trovare lavoro. Anni fa ce n'era per tutti, adesso non ce n'è più. E quindi è una rovina per loro e per noi. Avvocato, prima di tornare a lei, vi faccio sentire l'assessore regionale Roberto Marcato, che sulla vicenda migranti e Cara di Crotone interviene così. Ma non l'avrei mai detto, perché che ci siano onlus coinvolte in questi traffici è impensabile, che ci siano addirittura dei preti coinvolti, ma non ci crede nessuno, che ci sia l''ndrangheta o la mafia che ha messo le mani in questo traffico umano, ma non ci crede assolutamente nessuno. È impossibile che in Italia succedano cose di questa natura. Noi l'abbiamo detto e sostenuto per anni, evidentemente non avevamo capito nulla e credo che anche questa sia una bufala. Chi ci crede a una cosa del genere? È del tutto evidente che non c'è nessuna speculazione nell'immigrazione. Così, con amaro ma divertito sarcasmo, l'assessore regionale leghista Roberto Marcato commenta la notizia che il Cara di Crotone, uno dei più grandi d'Europa, è stato per anni in mano all''ndrangheta. Secondo quanto emerso dalle indagini della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, degli oltre 100 milioni erogati da Europa e Stato italiano per il centro di accoglienza di Isola Capolizzuto, ben 36 sarebbero finiti in mano alle cosche. È la prova di quanto denunciamo da anni, sostengono all'unisono dalla Lega Nord, che l'intero sistema di accoglienza dei migranti è fallimentare, irrispettoso dei diritti umani e messo in piedi per interessi opachi quando non apertamente criminali. Il tema vero è che quando non si vuole vedere in faccia la realtà succedono queste cose, perché chiunque aveva capito che questo era un business enorme, e io davvero mi chiedo però dove sono i prefetti, dove sono i questori, dov'è la magistratura, perché cos'è una cosa che si è scoperta oggi. Questi qua davano da mangiare a questi disgraziati cibo per maiali, ok? Allora, non se ne è mai accorto nessuno di questa cosa qua, mai nessuno. I bandi sono fatti, gestiti, almeno qua a Padova, in Veneto, dalle prefetture, non si sono mai accorti di nulla. Allora, quello che non si vuole vedere non si vede, però è del tutto evidente che il sistema è fallito. Avvocato? Beh, è evidente, e questa non è neppure la prima volta che sentiamo questo tipo di notizie. E la cosa che sorprende, francamente, è che ogni volta che sentiamo queste notizie, le sentiamo sulle ONG che vanno a recuperare le barche dei migranti oltre in acque territoriali libiche, le sentiamo sulla gestione dei centri di accoglienza, ma c'è stata anche questa passata abbastanza sotto silenzio una mozione presentata quindi in Parlamento da Fratelli d'Italia, che chiedeva che venisse istituito per legge l'obbligo di rendicontazione, certo, per filo e per segno da parte di tutte le onlus. Ma perché? Perché spendono i soldi pubblici. Certo. Invece, senza fare gare, tra l'altro, sull'affidamento. Non sempre, anche il discorso delle gare, anche quella delle gare. Chi porta i pasti, insomma, no? Tante piccole cose che chiaramente generano un'economia. Assolutamente, ma quella mozione non è passata e quindi l'obbligo non è stato istituito perché il PD, che sta gestendo in questo modo efficiente l'immigrazione, ha votato contro e i 5 Stelle si sono astenuti. Quindi questo è il sistema. Poi su come vengono affidate, se ci sono gare o affidamenti diretti, qui ci sono sempre dei meccanismi non così palesi a una prima lettura delle norme, che fanno capire come intendono procedere, perché quando si parla di centri di accoglienza straordinaria, come il nostro, per esempio quello che abbiamo a Oderzo, sono aperti nel momento in cui non riescono più a collocare
nei CARA, negli hub, in tutte quelle strutture che sono sempre la stessa cosa, ma ne hanno creati di nuovi, con nomi nuovi, ma sempre per creare più spazio. Si crea più spazio per accogliere più persone. Allora vengono creati centri di straordinaria accoglienza per esigenze che dovrebbero essere temporanee, quindi non dovrebbero stare nei CARA per più di... Da quanto tempo sono lì? Prima che arrivassi io alle elezioni, quindi un annetto quasi. E proprio perché servono a tamponare esigenze eccezionali, straordinarie, in quel caso gli affidamenti possono essere anche fatti senza gara, quindi ci può essere l'affidamento diretto. Quindi si crea come al solito l'emergenza e la straordinarietà dell'evento per poi purtroppo non avere forme di controllo. E alleggerimenti da quel punto di vista gli hanno parlato? Cosa ha chiesto ultimamente? Alleggerimenti? Vogliamo parlare di quella presa in giro che ci hanno fatto con il bonus gratitudine? Si intendeva questo? Non lo so. Per bonus gratitudine lei cosa intendi? I finanziamenti che arrivano da Roma? Cosa intendo io? Cosa intendo io? Cosa intendono loro? Nel senso che c'è stato dato questa notizia che tutti i comuni che ospitavano, volenti o nolenti, ospitavano dei migranti, c'era questo bonus di 500 euro per ogni migrante, così siamo anche riusciti a scoprire quanti ne avevamo, perché non c'era mai stato detto quanti ce n'erano. Ha preso più di 100.000? 190. Telecamere, giusto, ricordo bene, lei voleva investire su questo? Sì, giusto, la possibilità di spesa è libera e l'hanno chiamato bonus gratitudine. Allora io mi domando se mi sembra anche il nome provocatorio, perché la gratitudine è una cosa ben precisa e qui non si capisce chi è grato a chi e per che cosa. Perché sono i migranti che pagano, no? Quindi sono loro che devono essere grati. È lo Stato che è grato a chi? A me? All'amministrazione? Ma l'amministrazione si è grati per una cosa che si vuole fare. Noi siamo sempre stati contrari. E il fatto che ci venga elargito questo non è un indennizzo, perché se dovessimo parlare di indennizi non basterebbe aggiungere un bel po' di zeri alla cifra, perché noi avevamo quel compendio della ex caserma che dovevamo valorizzare, che avremmo dovuto portare a casa per intero e che quindi anche dal punto di vista economico è stato un danno immenso, per non parlare poi del disagio, della preoccupazione, di tutto quello che consegue per tutta la città, diminuzione di valore di tutte le case che abitano vicino, di tutto l'edificato attorno alla caserma e comunque della possibilità di valorizzare quell'area come avremmo voluto. 190.000? No, 194. 194? Diviso 500 erano circa 400. 194.000 diviso 500... 388. Questo era a ottobre, il numero che era a ottobre, perché era 197.000, perché avevamo fatto comunque era il numero di ottobre. Al 24 ottobre, perché il bonus migranti quindi sono quasi 400, sono 394 persone. Erano a ottobre, in base esatto, la cristallizzazione in quel momento. Adesso, al 24 ottobre. Adesso non si sa. Non lo sapete, cioè voi non avete un'informazione di quanti migranti siano. No, e c'è un'altra cosina da dire. Però chiedendo alla prefettura neanche non arriva comunicazione. Il numero non ce lo danno mai. Lo si può sapere solo se si aderisce allo SPRAR. Però c'è un altro problemino, che anche questo ho chiesto sia a Alfano prima e l'ho richiesto anche a Minniti. Allora, quando avevo il dubbio se c'era da fare o meno questa iscrizione all'anagrafe, non ho detto io mi rifiuto, perché io non ho mai detto che mi rifiuto di rispettare la legge, ho detto ho dei dubbi, perché infatti c'era una circolare di agosto di Alfano che diceva che il quadro normativo sembrava essere certo. Allora dico o sembra o è certo. Allora in quel momento io ho fatto lo stop, poi hanno fatto la legge, adesso c'è la legge. Io non mi sono mai rifiutata di applicare le leggi, però domando anche, ho chiesto sia a Alfano prima e a Minniti adesso, se sono solo io che devo rispettare le leggi. Per esempio, la prefettura è tenuta, sì o no, a rispettare le normative locali? Perché c'erano dei limiti posti dallo scarico della fognatura, la Piave Servizi, che è la struttura locale che gestisce la fognatura, aveva dato dei limiti numerici che non sono mai stati rispettati. Parametri igienico-sanitari non sono stati rispettati. Allora io mi domando se tutto ciò è lecito. Sarebbe lecito se fosse stata dichiarata uno stato di emergenza, ma non è stato dichiarato uno stato di emergenza. Le chiedo veramente l'ultima cosa, quei 197.000 euro, quindi quasi 200.000 euro per i 394 che lì sono accolti, senza che voi sappiate la cifra esatta, lo ripetiamo, sono per l'anno 2000 No. Liberi di spenderle quando, come si vuole. Certo, però ne arriveranno altri per un altro numero, una tantum. Sì.
È l'una tanto. Sì. Non si capisce anche questo che senso abbia. Proprio il senso non riesco a capirlo di tutta questa gestione. Avvocato? Non c'è. Non c'è. O forse, come ho detto in consiglio, è per farci litigare. Perché ovviamente, allora che cosa fai? Li rifiuti? Sei pazza? No, non ci sono soldi, li rifiuti? Li accetti? Ah, vuol dire che accetti i migranti. E quindi sembra veramente un fatto apposta per metterci in difficoltà. In captazio e benevolenze. Allora, credo siamo arrivati alla fine, tra l'altro insomma grazie anche perché abbiamo cercato di raccontare insieme alle due protagoniste quello che sta succedendo e quindi nelle pieghe anche del decreto Minniti inevitabilmente creerà nuove polemiche. Grazie al sindaco di Oderzo Maria Scardellato, grazie all'avvocato Lara Corte. Grazie. A voi per averci seguito, ricordatevi che l'informazione di Antena 3 continua, ora c'è il telegiornale del Veneto e poi domani mattina si ricomincia alle 6:30 con la voce del mattino, Fabio Fioravanzi e i suoi ospiti per la rassegna stampa. Grazie, buona serata.